Le tradizioni del popolo veneto raccontate dai ragazzi. È successo a Venezia lo scorso 25 marzo, anniversario della nascita della città lagunare, e dal 2007 giornata della festa del popolo veneto. Una ricorrenza festeggiata da centinaia di ragazzi giunti da tutto il Veneto e anche da Croazia e Slovenia alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista per le premiazioni del concorso Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto, realizzato dall'Unione delle Proloco insieme alla Regione. 124 le scuole partecipanti complessivamente che con oltre 180 progetti hanno raccontato in dialetto veneto storie, prodotti tipici e artistici della tradizione locale. Attraverso l'ufficio scolastico regionale e le Proloco del Veneto stiamo facendo ormai da qualche anno questo concorso, questo progetto all'interno delle scuole di valorizzazione della cultura, della storia e della lingua veneta, e stiamo vedendo che ormai ogni anno ci sono sempre più scuole che partecipano, quindi significa che la cosa interessa, piace ed ha un successo, come stiamo vedendo anche oggi. 37 i progetti premiati con borse di studio, suddivisi nelle 3 categorie del concorso: teatro, musica, poesia, ricerca storica ed enogastronomica, leggende e misteri. Tra le prime classificate 4 scuole dell'Istria, testimonianza di come dall'altra sponda dell'Adriatico anche i più giovani continuino a coltivare il legame con la lingua e la cultura venete. Sono molto entusiasti in realtà, anche perché molti di loro a casa usano proprio abitualmente nella vita quotidiana l'istro veneto nello specifico, e quindi non appare niente di grave, cioè non fanno uno sforzo ma semplicemente hanno l'occasione di esprimere quello che già hanno nella propria vita, nella propria quotidianità. Un concorso che ha trovato nelle Proloco l'interlocutore ideale per trasmettere ai più giovani il valore della tradizione. Ho visto qui dei lavori che sono veri lavori di marketing territoriale e turistico, lavori fatti dai giovanissimi anche. Cerchiamo di coinvolgere i giovani, le scuole, per dar linfa vitale a un rilancio del nostro Veneto.